La deputata di Forza Italia all'AS Margherita La Rocca Ruvolo interviene sull'erogazione dell'acqua della diga Castello per l'irrigazione delle piante del Ribarese e sul pagamento degli arretrati ai lavoratori del consorzio di bonifica Agrigento che, affermando come 600.000 metri cubi d'acqua della diga Castello che erano stati accantonati per uso potabile e che sono stati recuperati nei mesi di gennaio e febbraio, dovrebbero essere utilizzati per consentire l'irrigazione fondamentale per salvare le piante, soprattutto gli agrumeti nel comprensorio riberese. Il via libera dovrebbe arrivare domani al termine della cabina di regia per l'emergenza idrica che si riunirà con l'assessore all'agricoltura, una piccola boccata di ossigeno per gli agricoltori costretti a fare i conti con una crisi idrica drammatica. Un ringraziamento va al capo del Dipartimento della Protezione Civile Salvatore Cocina che ha dato la disponibilità nella cabina di regia ad accogliere le istanze e le sollecitazioni provenienti dal nostro territorio. La Roccaruvolo continua affermando, inoltre, ho avuto rassicurazioni dal commissario del Consorzio di Bonifica di Agrigento 3, Baldo Giarraputo, che saranno pagati gli stipendi arretrati dei dipendenti che, nonostante le difficoltà e i mancati pagamenti, garantiscono le operazioni di irrigazione. Un ringraziamento al governo regionale guidato dal presidente Schifani per la grande attenzione che sta mostrando a sostegno del comparto agricolo.